Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe Funaro e sono un libero professionista, per come amo definirmi puro, che esercita in maniera indipendente l'attività di ingegnere con studio nella città di Cosenza. Il mio studio opera da circa 15 anni, prevalentemente nel settore privato. Il Covid-19 ha cambiato in pochissimo tempo le nostre abitudini, il nostro stile di vita, la nostra attività. Ebbene, la domanda che mi pongo è come cambierà l'architettura e l'ingegneria dopo questa terribile epidemia. Cambierà? Dovrà necessariamente cambiare, questa è sicuramente la prima risposta, perché nella fase che definirei di transizione, quella che ci traghetterà dalla ripresa delle attività alla normalità, alla routine quotidiana, dovremo ritornare a fare gli architetti e gli ingegneri, non i burocrati come succedeva prima della pandemia. Potrei sembrare retorico, ma da qui a un mese dobbiamo puntare alla semplificazione, alla sburocratizzazione, quella vera e non quella fino ad ora sbandierata. Per fare ciò dobbiamo essere noi gli attori, perché solo noi, architetti e ingegneri, conosciamo ciò di cui abbiamo bisogno e che farà il bene della comunità. Dobbiamo riprenderci il nostro ruolo e, scusate se lo dico in questo modo, pretendere di essere gli attori principali nei tavoli di concertazione con il governo, eliminando chi ha un solo obiettivo, complicare i problemi semplici. A tal proposito cito una frase a me cara che un mio professore universitario ripeteva sempre a noi allora studenti di ingegneria. Un bravo ingegnere è quello che riesce a semplificare un problema complesso, diversamente un cattivo ingegnere è quello che complica un problema semplice. Abbiamo ora l'opportunità di cambiare in meglio la nostra società per quanto riguarda i campi di attività che ci vedono direttamente coinvolti. Galileo Galilei diceva che dietro ogni problema c'è un'opportunità. E l'opportunità la vedo nella possibilità di cambiare quello che fino ad adesso ha svilito la nostra funzione a favore di inutili e complesse procedure. La burocrazia produce un duplice danno, il rallentamento delle attività e una diminuzione della qualità dell'opera prestata. A ciò si aggiunge il problema della corsa al prezzo più basso che ciascun committente valuta come metro di scelta del professionista da individuare, sia esso un committente pubblico o privato. La qualità si sa, si paga in tutti i campi. Cambiamo il sistema in cui ci troviamo ad operare, in quel falso libero mercato dove ciascun libero professionista si trova a competere, letteralmente drogato da sistemi fiscali che minano gli stessi principi che il libero mercato stesso presuppone, ad esempio quello fondamentale di non operare nelle stesse condizioni. Questo sistema ha messo nella nostra categoria gli uni contro gli altri, sfavorendo le strutture complesse, l'aggregazione dei professionisti in strutture articolate, dove ciascuno potrebbe esprimere la propria speciale competenza. E le strutture organizzate sono le sole che oggi nel mercato globale possono competere. Da qui la nostra difficoltà ad internazionalizzare la nostra professione, il problema della disaggregazione professionale che favorisce società di capitali ad utilizzarci come operai a basso costo dell'architettura e dell'ingegneria. L'invito che rivolgo a tutti è quello di interessarci a quello che io amo definire politica professionale, facendo valere non solo i nostri diritti di professionisti, ma letteralmente diffondendo la cultura della buona architettura e della buona ingegneria. Siamo professionisti e non, ahimè, dispenser di firme da mettere su quello o su quell'altra scartoffia. Associazioni come ALA ci consentono di poter riportare in primo piano quella che è la nostra vera mission, quella che la storia ci ha sempre attribuito, essere architetti e ingegneri. Grazie.